Mostra dell'artigianato, nata con l'obiettivo di raccontare il valore del lavoro manuale e delle sue tecniche più antiche, la manifestazione ha saputo evolversi lungo questi suoi 40 anni di storia, in cui il centro storico di Feltre è stato palcoscenico, teatro e laboratorio del sapere dei maestri artigiani provenienti da tutta Italia, offrendo a migliaia di visitatori la possibilità di conoscere da vicino tradizioni, materiali e competenze tramandate di generazione in generazione. E per questo compleanno degli 8 lustri non ci sarà biglietto di ingresso. Quest'anno, in occasione del 40°, il biglietto d'ingresso non ci fosse. Con biglietto d'ingresso non ci sono pass per i residenti, non ci sono pass per i giornalisti, è tutto libero, tutto aperto, la città è tutta aperta perché oltre che il centro storico all'interno delle mura viene valorizzato anche la parte quella bassa. Infatti abbiamo riportato il concorso di forgiatura giù in Campo Giorgio come era stato per tanti anni. L'edizione 2026 punterà in modo particolare sull'esperienza diretta e sul coinvolgimento del pubblico. Tra gli elementi caratterizzanti della manifestazione ci saranno infatti le dimostrazioni dal vivo dei mestieri artigiani, con la realizzazione nelle piazze e negli spazi espositivi di maschere artistiche, opere di mosaico, lavorazione del legno e della carta, creazioni in vetro di Murano, ceramica, ferro battuto e bronzo. Si tratta anche di un avvenimento che permetterà a tutti quelli che si avvicinano di poter visitare la città di Feltre, i suoi androni, i suoi palazzi, tutto quello che di bello può essere in questo momento visto e fruito. Torneranno poi anche il tradizionale concorso di forgiatura e il premio Carlo Rizzarda. Durante i 4 giorni della manifestazione, infine, il centro storico si animerà con un ricco calendario di iniziative culturali, esposizioni artistiche, mostre tematiche e aperture straordinarie di palazzi, musei e luoghi di interesse.